Questa trasmissione è offerta da Lavorazione Artigianale Cuoio SRL. Buonasera da Marco Angilieri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia, la prima parte assieme all'ospite, ovvero Rudy Diserot, che ci racconterà quello che sarà il grande evento del 25 di aprile, il Park Rally Show, e poi seconda parte parleremo di motorelli assieme al campione italiano Filippo Tullio. Collegato assieme a noi c'è Rudy Diserot, si parlerà di Park Rally Show. Ciao, buonasera Rudy. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora Rudy, partiamo da quello che sarà il grande evento del 25, ormai ne abbiamo parlato anche in altre occasioni qua ad F Motori, ora abbiamo più notizie perché c'è un gran bel gruppo di partenti, di partecipanti, vetture di un certo calibro, e questo sicuramente per voi, per questo grande sforzo organizzativo, immagino che sia una gran bella soddisfazione. Sì, è un anno un po' difficile quest'anno perché usciamo fuori dal periodo Covid, abbiamo dovuto anche quest'anno rinnovare tutto di nuovo lo staff, anche perché, come già sai ormai, purtroppo manca una colonna del park che è mio papà, e lui gestiva già un mese prima, un mese dopo tutti i contorni di organizzazione. Per questo motivo abbiamo anche avuto, siccome è in memoria sua, abbiamo avuto tantissimi piloti con cui lui aveva lavorato in assistenza, hanno voluto venire a onorare l'evento. E io devo anche scusarmi con tanti piloti e con tanti amici, purtroppo piloti, perché abbiamo dovuto dire di no. Qualcuno anche si è un po' anche offeso, giustamente, perché erano abitué del park, però abbiamo preferito dare precedenza agli amici di mio papà, e abbiamo lo stesso sforato di oltre 10 macchine, dalle 20 siamo a 33 macchine. Ecco, lo ricordiamo perché ci sarà una continua battaglia parallela, poi con delle prove, poi via via tutto lo spettacolo. È chiaro che contemporaneamente non si può far impegnare il tracciato a tante vetture, di conseguenza nel massimo della sicurezza si va a batterie, di conseguenza non possono essere tante le vetture e i piloti che partecipano, diciamo, al Park Rally Show in sostanza. Sì, purtroppo lavorando in parallelo la sfida è tra due vetture alla volta, quindi cosa succede? Fanno una prima batteria, il vincitore poi perde il senso di partenza, c'è la seconda batteria, quindi se vince sempre la stessa pilota è finita lì, altrimenti c'è anche la terza batteria perché devono fare lo spareggio, quindi ci vuole molto tempo, poi deve uscire, entrare gli altri. Abbiamo calcolato già con 20-25 vetture, impiegavamo 2 ore a fare un turno, e quindi dovremo iniziare presto, avranno 2 manche di prove. Poi, novità di quest'anno, ci sarà un giro jolly che i piloti dovranno fare almeno una volta, quindi anche il pubblico non avrà subito riferimento chi è in testa a questa batteria. Ricordiamo anche che non abbiamo tempi, diciamo che non è una gara, ecco. E un'esibizione, diciamo. Novità, quindi, esatto, un'esibizione, però ormai ci sono già piloti che si stanno lanciando la sfida come ogni anno, però con il giro jolly, fino a quando anche il secondo pilota non avrà fatto il giro jolly, non saprà chi è in testa a questa manche. Quindi è sfida nella sfida fino all'ultimo giro. Rudy, io ho visto tra gli iscritti piloti, non so, Luciano Cobb e Tullio Versace, che sono 2 specialisti a livello italiano sulla terra, ma anche molti altri piloti che parteciperanno alla Dakar, piloti che arrivano con delle vetture fantastiche, Matteo Venturi con un prototipo d'autocross che verrà un missile terra-terra, possiamo dire, e tutti questi assieme faranno sì che appunto
Park Rally, possiamo dire, del post-Covid, perché lo scorso anno era tutto condizionato dal Covid, sarà un Park Rally come in passato, cioè di successo. Sì, ricordiamo una cosa importante che qualcuno già sta chiedendo, che non c'è biglietto, quindi è entrata libera, e da quest'anno non serve di nuovo il Green Pass, che l'anno scorso invece serviva, quindi l'entrata è totalmente libera. Per quanto riguarda i piloti, quest'anno veramente abbiamo fatto poker, perché abbiamo ormai è abitué di casa Luciano Kobe, che ha vinto già le altre edizioni, che era sempre in sfida con Luca Vicario. Appunto abbiamo Versace, abbiamo Venturi con questo Mitsubishi che senza problemi ha detto che lui riesce a battagliare contro le R5. Poi abbiamo un altro pilota che correva anche lui nel mondiale rally, Edoardo Bresolin con il Subaru, Giorgio Bassi con l'altro Subaru, 2 Delta, 2 Fiesta 4x4. Abbiamo un bel giro, una batteria di vetture anteriori 2000 ormai consueti, C8, abbiamo Boscariol, Porlotti, Paronuzzi che sono già in sfida a un paio di mesi dopo il Rally 2 Castelli, e non può mancare Catalan col Mercedes, in sfida con Ferraretto con l'Opel Ascona, che già l'anno scorso avevano dato assaggio di quello che era la battaglia, poi purtroppo il temporale ha rovinato la giornata. Novità di quest'anno abbiamo anche Federico Butò, appunto pilota che parteciperà alla Dakar con un Can-Am da 200 cavalli, assieme in batteria con Colonel Nicola, anche lui con un altro Can-Am, 2 prototipi da autocross. Castagnera poi mi sembra, ci sia Castagnera con una vettura di cross country rally, anche lui impegnato nelle gare di Coppa del Mondo. Sì, esatto, ritorna anche lui. Ci sarà un'altra vettura con 106 con motore di moto, c'è un po' di tutto, però ripeto, le battaglie 4x4 quest'anno sì, abbiamo raggiunto il top degli iscritti, soprattutto in categoria 4x4. Oh, poi c'è anche un pilota su 2 ruote di Supercross, uno sicuramente tra i più forti, forse il più forte, che è Camporese, il figlio d'arte, che è uno che ha corso anche negli Stati Uniti nel AMA Supercross, che poi mi sembra che proprio lo scorso anno è esordito con la vettura N5, ci sarà anche quest'anno. Sì, esatto, sì, Lorenzo ormai è un amico di casa, soprattutto anche col papà Roberto. Lui sarà impegnato alla Sara Racing Cup, purtroppo Roberto Camporese non ci sarà. Lorenzo, diciamo, ci ha preso gusto anche con le 4 ruote, ritorna questa volta con la Ford Fiesta, sempre N5. Sì, lui ricordiamo che è un pilota che è più in America che in Italia, perché lui è uno degli specialisti del Supercross, era anche pilota ufficiale, diciamo, e quindi lui sì, vuole tornare e arriva anche quest'anno con la Fiesta. E poi non mancheranno neanche le vetture, quelle che hanno fatto impazzire gli amanti dei rally, dalla Delta, anche le Opel, la Manta, e poi crescendo un po' negli anni anche le Subaru, Mitsubishi. Questo è un po' ripercorrere tanti anni di rally, perché veramente se ne vedranno delle belle al Park Rally Show. Sì, noi abbiamo sempre cercato di dare varietà e creare lo spettacolo. Difatti abbiamo dalle vetture storiche, perché sì, ci sarà anche un Opel Manta, un Opel Ascona, quindi vetture storiche, al Golf Rally 18, a più le vetture moderne, appunto l'R5 e l'N5. Quindi cerchiamo di dare più possibilità al pubblico di vedere un po' di tutto e di più, perché appunto è uno spettacolo. Ricordo che qualcuno ci ha definito una gincana sul campo, ma in effetti siamo gli unici in Italia a fare un evento del genere. Abbiamo avuto più di 25.000 visualizzazioni alla pagina Facebook, quindi quest'anno aspettiamo anche il ritorno del grande pubblico come abbiamo avuto in pre-Covid. Lo ricordiamo in pre-Covid, appunto dicevi in pre-Covid, io ho sempre un ricordo di un pubblico numerosissimo, diverse migliaia di persone, veramente dalla mattina alla sera, con il gran finale con i fuochi artificiali. Questo è sicuramente un buon auspicio per voi, soprattutto in questo periodo dove vengono un po' allentate le maglie del Covid, di quelle che sono giustamente state tutti i parametri per prevenire il contagio dello scorso anno, ma qualcosa fortunatamente
è cambiato anche per premiare voi per il grande sforzo organizzativo, ma anche nel ricordo di Tony, tuo papà, il papà di Luca, che tra l'altro tuo fratello ci sarà anche lui a correre in pista, per quello che ha dato e per quello che è il suo grandissimo ricordo, e questo è una cosa che immagino faccia piacere a molti. Rudy, dunque è un buon lavoro, diamo di nuovo l'appuntamento per il 25. Sì, lunedì 25 e noi speriamo di riuscire a iniziare presto, perché appunto avendo tante macchine dobbiamo farli girare dalle 9:30 di mattina fino, penso, 9:30, 10. Avremo di nuovo anche la torretta fari quest'anno, quindi illumineremo anche la festa. Continuerà perché appunto ci sarà la sorpresa e continueremo ad andare avanti fino a quando la gente vorrà stare in compagnia. Ricordiamo San Filippo, San Michele Tagliamenti, siamo praticamente sul confine tra la Tisana e San Michele, perciò a portata sia per i veneti che per i friulani. Grazie Rudy, un in bocca al lupo, ci vediamo ovviamente al Park Rally. Grazie, ci vediamo lunedì tutti quanti. Grazie a voi, buona serata. Buonasera, assieme a noi c'è Filippo Tullio, si parlerà di motorelli, ben trovato. Buonasera. Allora Filippo, parliamo di una specialità non conosciutissima, però tu arrivi dal mondo dell'enduro e lo scorso anno hai colto una bella affermazione perché hai portato a casa il campionato italiano motorelli della tua classe, perciò quest'anno dovrai sicuramente riconfermarti nella specialità. Sì, facciamo il nostro meglio per cercare di riconfermarci anche quest'anno. Parliamo di quella che è la tua nuova stagione e soprattutto del campionato. Quanti sono le competizioni che compongono perciò il campionato italiano motorelli? Allora, ci sono 10 giornate, le gare sono 4, composte sì da 10 giornate, divise in 2 gare da 2 giorni e 2 da 3. Ecco, c'è la navigazione, questo è molto importante, lo spieghiamo a casa perché sì, bisogna andare forte, perciò tu, la tua esperienza avuta di molti anni di enduro ti serve e ti servirà, ma soprattutto ci vuole l'abilità nella navigazione. Spiegaci anche come funziona la navigazione in roadbook e poi chiaramente quella che è l'impostazione durante la gara. Sì, c'è tanto da smanettare, ma senza sbagliare strada, diciamo. Ecco, l'importante è più importante seguire bene il percorso che smanettare, perché è un attimo a perdere tempo e a perdere anche la gara. Ecco, ci vuole tanta concentrazione e seguire molto bene il roadbook che ti indica la strada. Ecco, se dovessimo dare una percentuale a quella che è l'abilità con la moto, cioè la velocità che chiaramente è parziale e l'abilità nella navigazione, quali sono le percentuali tra moto e abilità di navigazione? Il livello è comunque molto alto, una percentuale non saprei dirti, perché sì, bisogna navigare e quando ci sono le notte più difficili l'andare in moto va un po' a perdersi perché sono magari note molto lente, di conseguenza è più una concentrazione sul vedere i riferimenti che il roadbook dà. Di conseguenza in quei momenti lì, nelle parti più difficili, rallenti molto con la moto, però poi c'è anche tanto da andare forte, quindi è un 50-50, dai. 50-50 dà già grosso modo quello che è l'idea. È chiaro che poi il sogno di molti piloti di motorelli è andare a un evento importante, immagino come la Dakar, anche se poi lì cambia, una specialità non è proprio quella, è vero? Non è proprio uguale, è una navigazione diversa perché comunque è una navigazione con note molto più lunghe. Può capitarti una nota che magari non cambi strada per 30-50 km, mentre nel motorelli la nota più lunga che fai è 1 chilometro, dai. I percorsi sono diversi, però chiaramente un ragazzo, una persona che fa motorelli sogna la Dakar, ma penso sia il sogno anche di molti enduristi, di molte persone che vanno in moto. Poi la tua squadra è l'Africa Dream Racing, perciò dà già una traccia di quella che può essere... Nome...
Beh, Sì. bella squadra anche perché ogni tanto lo scorso anno c'era anche Vanni Cominotto, un pilota che va fortissimo, è andato fortissimo soprattutto nell'enduro, diciamo che il blocco friulano nel Motorelli è presente e tu lo rappresenti direi in maniera ottimale vista la tua vittoria in campionato italiano dello scorso anno. Sì, sì, no, diciamo che il Friuli nel rally, nella Dakar c'è sempre stato e speriamo di riuscire a portarlo ancora ad alti livelli. Ecco, il cambio tra l'enduro e il motorelli, come è avvenuto? È proprio una decisione drastica? Hai provato inizialmente? Come è successo? Ma mi è stato proposto da Mauro Sant di provare questa disciplina per vedere effettivamente se mi piaceva e come mi sarei trovato. Quindi il primo anno è stato molto un test, diciamo, ecco, perché non avevo mai provato, non mi ero mai allenato e quindi sono arrivato proprio impreparato. Già la prima gara mi è piaciuto molto e da lì ho deciso di dedicarmi a quello. Poi le gare sono totalmente diverse rispetto all'enduro, al rally raid, cioè il motorelli raid TT si compone in maniera diversa perché in alcuni casi le gare, le giornate sono diverse. È molto diverso dall'enduro intanto perché navighi trasferimento e speciale, poi hai più giornate di gara, quindi è molto, forse anche un po' più impegnativo, ecco, perché comunque non è solo un giorno. E poi, per dire, eh, C'è la navigazione che comunque ti spreme parecchio, immagino, Filippo. sì, diciamo che fai anche tanti chilometri e hai anche un'assistenza fuori, quindi sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Ecco, una gara quanti chilometri misura grosso modo? In totale, tutta Ma navigata in in pratica. media, allora, in media fai circa 200 km a giornata. Perciò sono 200 Poi può capitare chilometri tutti con il roadbook, cioè tutto navigato. Nella sostanza devi tutto seguire navigato, tutto completamente e navigato. continuamente tutto. E questo è un impegno costante e continuo. Devi sempre restare concentrato perché se perdi la concentrazione, anche se sei in trasferimento, è un attimo che ti perdi e di conseguenza devi tornare indietro, è una perdita di tempo e comunque hai controlli orari, di conseguenza ci vuole concentrazione sempre, dall'inizio alla fine. Ecco, poi a livello di competizioni dove si svolgono, a livello proprio italiano, perché la nostra regione è stata toccata qualche anno fa, anzi diversi anni fa, mi sembra a Cividale, ricordo anche Ravascleto, però parliamo già di diversi anni fa. Immagino che per te le trasferte siano impegnative, visto che non sono vicine le gare. No, principalmente quasi tutte le gare sono dal centro Italia in giù. E capita magari anche almeno una volta l'anno che si fa qualche trasferta su qualche isola, come o la Sardegna o la Sicilia, quindi sì, sono trasferte abbastanza impegnative. Poi hai parlato di Sardegna. Adesso La Sardegna mi sembra che ha ospitato anche per diversi anni anche il mondiale Rai TT. sì, sì, ho fatto parecchi anni il mondiale. Poi è successo qualcosa anche perché era bello che in quel contesto c'erano anche i migliori a livello mondiale che poi erano anche protagonisti nei raid impegnativi come la Dakar. Però purtroppo Sì, sì. qualcosa è cambiato anche in questo contesto. Sarebbe stato interessante anche per te magari misurarti con questi grandi campioni. Beh, sarebbe sicuramente stata una bellissima esperienza. Chiaramente l'organizzazione gare è sempre più complicato, quindi presumo anche per quello sia andata a finire come gara. Senti, la preparazione per te con la moto come avviene? Cioè ti alleni sempre contemporaneamente con il roadbook e con la moto o fai allenamenti anche separati? No, principalmente faccio allenamenti di enduro, diciamo, cioè come per l'enduro, preparazione in moto in generale, cioè il roadbook si fa magari qualche allenamento prima dell'inizio campionato per rinfrescare un po' la mente, ma non è una costante, ecco.
Filippo, però per navigare, acquisire sufficiente esperienza per avere anche la fluidità nella lettura delle note, quanto tempo ci vuole? Tu ormai sei arrivato al top o devi ancora crescere? Io ti direi che non si smette mai di imparare, perché c'è sempre qualcosa che dici, se sapevo prima lo facevo, però diciamo che per mia esperienza un annetto ci è voluto prima di imparare ad andare abbastanza fluido. Adesso ovviamente quale sarà il tuo prossimo obiettivo al di là di riconfermarti come campione italiano di classe? Vuoi mirare in un prossimo futuro a qualcosa di ancora più importante, visto che i risultati sono arrivati, immagino? Beh, sicuramente punto a riconfermarmi nella classe e magari riuscire a finire magari il campionato in posizione da podio di classifica assoluta, quindi anche non della mia categoria. Chiaramente sarebbe bello riuscire a fare qualche trasferta estera con qualche ride un po' più importante. Vediamo l'avvenirsi, insomma, ecco. Beh, intanto acquisire ancora esperienza sulla navigazione, anche se come parlavamo prima è un po' diversa la tipologia di navigazione tra una classica gara di campionato italiano, ad esempio Motorelli, e dei raid più impegnativi, come lo spiegavi anche prima, ma la passione immagino sia quella forte anche per provare magari anche una gara nel deserto. Sarebbe molto bello. Ho avuto l'opportunità di provare a fare una settimana di navigazione nel deserto proprio a fine marzo. È una navigazione diversa, ma è bella, cioè è una navigazione che non può non piacere, insomma, ecco, cioè, è il sogno di chiunque faccia questo sport, ecco. Un grazie a Filippo Tullio, pilota di Motorelli, campione italiano nella classe 300. Ti auguriamo una buona stagione 2022, ovviamente anche di coronare con un sogno di un qualche raid africano, magari nella sabbia, che immagino per te sia il massimo. Grazie della tua disponibilità, ovviamente una buona stagione. Grazie mille a voi e speriamo di risentirci e di rivederci con buone bei risultati da raccontare. Esatto, con buone notizie, sì. Questa trasmissione è stata offerta da Lavorazione Artigianale Cuoio SRL.